Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Sport City. Si affrontano i Crociati e il Blisseur per un posto in Serie 2. Le due formazioni più forti del Circolo Sport City sono costrette a vincere per andare a giocare in Serie 2. In maglia arancio il Blisseur, risponde a sinistra in maglia bianca i Crociati. Poi con un po' di fortuna passano i Crociati. Il destro dalla distanza, c'è il primo intervento di Urbini, bravissimo a respingere il pallone sulla sinistra, poi allontana la retroguardia del Bliss. Del capitano che viene anticipato, rimane comunque il Blisseur in possesso del pallone, questa volta la rimessa laterale da sinistra. Guarrasi viene incontro, sfila il pallone per Amodio che calcia con il sinistro, Jimenez in calcio d'angolo, la prima parata della sua gara. Rischioso, arriva per primo Guarrasi, taglia davanti al difensore, non riesce però poi a convergere verso la porta, si allarga, va con il sinistro a cercare il secondo palo. Ottimo lo stop di Aprigliano che la rimette al centro, questa volta non c'è fallo, Aprigliano calcia ma tra le braccia di Jimenez. Aprigliano converge verso il centro del campo, il numero 7 che ci ha provato qualche istante fa, lascia per il numero 10, la conclusione, arriva alla rete di Francesco Guarrasi, è l'1-0 del Blisseur che passa meritatamente a condurre allo Sport City. Avversario poi la mette al centro, il pallone è un po' arretrato, riesce ad arrivare però tra i piedi del numero 10 che calcia, la tiene in area di rigore l'estremo difensore, ma forse c'è stato un tocco con la mano, si lamenta la panchina della Blisseur, non è così per il direttore di gara che lascia proseguire. Qui deve scaraventare il pallone, lo fa bene sulla destra, spazio il terzino per avanzare, palla al piede, il traversone buono, ma c'è l'ottima chiusura del capitano che la mette ancora fuori, esce ma a vuoto Guarrasi, allora il sinistro, la conclusione, il palo colpito dai Crociati al 22esimo della ripresa, anche in difesa. Prova a recuperare il pallone la formazione del Blisseur e ci riesce, può chiudere la partita Liguori a tu per tu con Jimenez, Liguori la mette alle spalle dell'estremo difensore, la Blisseur raddoppia 2-0 a un minuto dal termine. Non ottiene quello che voleva il calcio d'angolo, ma il pallone capita tra i piedi di un ragazzo della Blisseur che non riesce a fare il 3-0, si trattava di Caligiuri, poi il sinistro di Lana, Jimenez gli si mette davanti, evita il colpo del KO. Sulla conclusione arriva il triplice fischio del direttore di gara, la Blisseur vince per 2-0 contro i Crociati e si riprende la Serie A2.